E finalmente si è ritornati a premiare quello che sono le eccellenze dello sport. È con vero piacere che salutiamo Bruno Perra, presidente regionale del CONI. Sport in salute, Sardegna che si distingue come al solito. Sì, lo sport è in salute, siamo ripartiti benissimo anche dopo la pandemia, i numeri sono veramente ottimi. Speriamo di poter ripercorrere i risultati sportivi degli ultimi anni e portare chiaramente il maggior numero di atleti possibile sardi alle Olimpiadi, perché poi il CONI si occupa della preparazione olimpica da un lato e poi si occupa anche della diffusione e dello sviluppo dello sport. In Sardegna obiettivamente c'è grande fermento, è un bellissimo momento. È un grande orgoglio anche in qualità di veste del presidente del CONI, perché? Perché praticamente hai guidato questo ente nonostante le 1000 difficoltà dovute alla pandemia e tante altre piccole cose che però voi avete preso di petto, perché? Perché alla fine siete gente che lavora sul campo. Sì, è un grande orgoglio, perché chiaramente vedere che il movimento sia ripartito di slancio con questo entusiasmo, con questa voglia veramente di fare bene, che ci sia veramente in tutta la Sardegna una grande pratica sportiva che parte dai bambini ma anche che arriva anche alle persone anziane, cioè c'è proprio una grande cultura da questo punto di vista che oltretutto sta migliorando, sta crescendo, quindi io come Presidente del CONI ho avuto, è vero, delle difficoltà nel momento della pandemia, però con lo stesso entusiasmo che mi porta chiaramente a stare nel mondo dello sport da diversi anni, credo che stiamo facendo tutti quanti insieme uno sforzo per poter crescere e poter migliorare ancora di più il nostro patrimonio sportivo. Appuntamento al prossimo anno, grazie Bruno Perra. Grazie a voi per quello che fate tutti i giorni, per la sensibilità che avete verso il mondo sportivo, grazie di cuore.